Pianiga. Grave incidente stradale mercoledì sera dopo le 19:30 all'altezza del cavalca ferrovia. Due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono giunti i carabinieri e due ambulanze, ha raccontato una testimone. Una persona è stata portata all'ospedale. L'altro ferito invece, sui 70 anni, residente ad Ollo, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale All'Angelo di Mestre. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la strada. Mestre. Un 74enne residente alla Gazzera con problemi di deambulazione è stato vittima di un furto. Una donna bionda sui 40 anni con un paio di jeans l'ha avvicinato improvvisamente, abbracciandolo senza alcun motivo apparente. Il 74enne non la conosceva e ha cercato di divincolarsi, ma la donna è riuscita a rossesso a rubargli la collana d'oro che portava al collo. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine è stata una signora che ha assistito alla scena. Quando la polizia è giunta sul posto, però, della bionda non c'era più traccia. Giudecca. I carabinieri sono riusciti a recuperare un tablet rubato grazie al sistema integrato di localizzazione GPS. Sono arrivati così al ladro, un veneziano di 36 anni nulla facente con piccoli precedenti penali. È bastata una perquisizione in casa per trovare il maltolto, un dispositivo, oggetto di furto denunciato a luglio. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Santa Maria di Sala. Hanno risposto in tantissimi all'invito del sindaco Fragomeni di contribuire alla raccolta di beni di prima necessità a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia. 61 scatoloni con generi alimentari a lunga conservazione, bicchieri, piatti, posate in plastica, tovaglioli, prodotti per l'igiene personale, carta igienica e confezioni di pannolini, ma anche passeggini e giocattoli. Tutto sarà consegnato a spese del comune alla Croce Rossa che provvederà alla sua distribuzione.